del Quirinale. Allora, vediamo di cercare di capire che cosa sta succedendo mentre le consultazioni sono in diretta. Vi ricordo che poi ne discutiamo anche questa sera a Ring a partire dalle 21, anche perché ci sono un paio di aggiornamenti e tra poco cerchiamo di parlarne, vediamo se ci riuscirò e farà parte del mio primo esperimento sulla pagina di Ferdinando Avarino, sul sito ferdinandoavarino.it, con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Giulia, che è l'onorevole Walter Rizzetto. Allora, al quale chiedo di condividere perché poi Walter Rizzetto è molto più seguito certamente di me, ma insomma oggi è stata una giornata in cui sono successe due cose fondamentali, io lo vedo che già mi dice di no, ma adesso ci proviamo. Che intanto è arrivato a tarda sera il commento di Matteo Salvini a nome di tutto il centrodestra per quanto riguarda le consultazioni, con di fatto la richiesta ancora una volta di portare il paese al voto perché ci sia una maggioranza certa e sicura. E dopo che cosa accade? Nell'ultima frase che abbiamo già ripreso e postato anche sul sito ferdinandoavarino.it c'è quella che apparentemente è la notizia vera, cioè aspettiamo eventualmente di valutare tutto quello che dice il capo dello Stato, quindi valutare le varie differenti opzioni. Insomma, cerchiamo di studiare e capire che cosa succede, che cosa ci proporrà. C'è anche una ricostruzione, ormai sembra ufficiale, come il centrodestra sarebbe ben più lieto di avere invece come rappresentante del mandato esplorativo non Fico, ma invece la Presidente del Senato, quindi non della Camera, e quindi esponente di centrodestra e Forza Italia nel dettaglio, la Presidente Casellati, la padovana Casellati. E poi il dramma 5 Stelle, cioè cosa è successo? Interviene Vito Crimi che fa un pippone pazzesco dicendo che cosa deve fare, quindi non chiude più a Renzi, manda il segnale a Renzi che Renzi aspettava, ma arriva Di Battista e che parla di accoltellatore e dice che il Movimento 5 Stelle, lo scrive in un post molto duro, ha cambiato idea. E quindi a questo punto che fa il Movimento 5 Stelle? Che cosa succede? Si rischia una scissione? Non si sa. Saluto e ringrazio, vediamo se ce la faccio. Buonasera onorevole, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Prima, quando dicevo di no, oltre all'onore di questa tua prima diretta, dicevo di no rispetto ai follower. Tu ne hai molti di più e meritatamente, devo dire. Quindi Va bene, allora così. qui ci si dà del tu ed è abbastanza chiaro. Allora, intanto, che cosa ci hai capito di questa giornata? Ho capito la cosa più ovvia, fondamentalmente, partendo e andando con ordine. Ho capito che Giorgia Meloni fondamentalmente è andata al colle cercando di imporre, forse anche ad altri, devo dire, la sua linea, che è una linea coerente, una linea definitiva, ovvero quella, abbiamo chiesto al Capo dello Stato di andare alle urne, considerato che, voglio dire, sino a quel momento non c'era una maggioranza. Nella coalizione di centrodestra, come tu giustamente hai ricordato, ci sono delle sfumature, ecco, non delle posizioni, ma delle sfumature che sono differenti. Io ritengo che comunque attualmente una coalizione di centrodestra unita attorno, per metterla in percentuale, attorno all'80-85% chieda di andare al voto. Dopo è chiaro che, insomma, se il Presidente della Repubblica prendesse altre scelte, è altrettanto chiaro che preferiremmo investisse la Presidente Casellati in questa ricerca preventiva ed esplorativa. Così non accadrà, nel senso che oramai anche tutti i tuoi telespettatori hanno capito che cosa è successo, diciamo, mezz'ora, tre quarti d'ora fa, ovvero quando l'incantevole Crimi esce dal presidente del portavoce, in questo caso del Movimento 5 Stelle al Quirinale, esce dal Quirinale aprendo completamente a Matteo Renzi, aprendo Italia Viva. La riprova di tutto questo è che il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ad un certo punto, qualche secondo dopo, coglie subito la palla, immediatamente commenta, coglie subito la palla al balzo dicendo: bene, stiamo andando verso una giusta via, riapriamo il discorso. In tutto questo che cosa succede? Succede che, diciamo, che la frangia più intransigente del Movimento 5 Stelle, che per come la vedo io e attualmente tra Camera e Senato può essere considerata, possono esserci meno numeri delle dita di una mano fondamentalmente, perché la domanda vera è un'altra e cercherò di arrivarci a breve, minaccia di fatto una scissione, minaccia di andarsene dal Movimento 5 Stelle, però politicamente il Movimento 5 Stelle era l'unica cosa che poteva fare era quella di riaprire ad un governo
con Giuseppe Conte a capo di questo governo, cercando di risedersi al tavolo con Italia Viva, altrimenti non ce l'avrebbero fatta né da un lato, quindi né dal lato presidente Giuseppe Conte, né dal lato evidentemente di una maggioranza. Però posso chiederti una cosa, Walter, cioè adesso tu il Movimento 5 Stelle certo. è quello che diciamo sempre conosci per esserci per il trascorso, però di fatto il centrodestra oggi ha detto quello che doveva dire da centrodestra, quindi prima il voto, governiamo in 14 regioni, vogliamo una decisione forte, un governo forte, tutto quello che doveva dire ovviamente, però è quell'ultima frase di Salvini, di quel comunicato concordato che ci ha colpito, cioè ci rimettiamo nelle mani del Presidente e valuteremo quello che il capo dello Stato Mattarella ci dirà, no? Penso sia però normale questo tipo di... cioè, mi sembrerebbe alquanto irrituale comunque uscire da un colloquio con il capo dello Stato, nella cui saggezza e lungimiranza tutti, voglio dire, riponiamo fiducia, e dire no assolutamente a qualsiasi cosa ci proporrà il capo dello Stato. È chiaro che anche in quel frangente è molto e altamente probabile che una volta che il capo dello Stato eventualmente desse il mandato esplorativo alla Presidente Casellati, la Presidente Casellati interrogherà i partiti, interrogherà i movimenti e Fratelli d'Italia comunque e anche in quel caso andrà a sottolineare quella che è stata la linea degli ultimi giorni. Ora, non per non dire delle cose, ci mancherebbe altro. Ripeto, probabilmente nel centrodestra ci sono delle sfumature differenti, tutto questo non fa sì che evidentemente possa esserci anche una sintesi, ecco, di queste posizioni. Per quanto riguarda il resto, scusami soltanto un passaggio, perché forse alla gente interessa anche questo passaggio. L'operazione responsabili, come sapete, al Senato non si è conclusa, nel senso che hanno fatto un capolavoro, cioè hanno creato un gruppo di responsabili. Pochi giorni fa, lo commentavo anche con te, abbiamo in uno stesso gruppo di responsabili la senatrice Reusch seduta accanto alla senatrice Maria Rosaria Rossi. Sono due storie, due stili, cioè ex Forza Italia e PD. Sì, due vite politiche completamente all'opposto. Addirittura la senatrice Reusch, penso, diciamo, alla sinistra del PD, mentre la Rossi è fondamentalmente più a destra. Quindi quell'operazione è un'operazione abortita in partenza. Io ripeto, se dovessi oggi scommettere qualcosa, evidentemente scommetterei che le cose entro, diciamo, inizi della prossima settimana, addirittura con questo passaggio non servirebbe neanche tecnicamente un secondo colloquio dei gruppi con il Presidente della Repubblica, perché tecnicamente ad oggi, dopo le parole di Crimi, tecnicamente ad oggi purtroppo il Premier Conte ritorna ad avere una grande possibilità per un Conte-ter e ritorna secondo me ad avere un'ottima possibilità anche per quanto riguarda i numeri con Italia Viva dentro. La domanda a cui facevo riferimento prima e chiudo con questa, oggi tra i parlamentari, tra i gruppi, anche voglio dire della maggioranza, chi è che si va ad impiccare, così chiaramente un termine non reale ma così parafrasando, ad impiccare Matteo Renzi, o chi è che si va ad impiccare per, che ne so, un Di Battista che sta fuori dal Parlamento e che attualmente scrive dei post e pubblica dei libri, a parte quello di Bibbiano che non è ancora stato pubblicato e lo aspettiamo. Cioè, probabilmente nessuno. E quindi sia i gruppi parlamentari di Italia Viva erano molto preoccupati, anche se non lo davano a vedere, rispetto a questa situazione, e anche sicuramente quelli del Movimento 5 Stelle. Non riesco a capire, Walter, è il mio primo esperimento, ma è un disastro perché non riesco a capire come mai non vedo gli SMS, i commenti, tutto quello che sta arrivando e non riesco a... Magari siamo solo io e te. No, in realtà perché di solito non è così, quindi insomma ho il primo esperimento, vediamo se funziona. L'altro dato, ovviamente, quindi Fratelli d'Italia accetta questo comunicato congiunto però, in cui si dice valutiamo alla fine le opzioni. Certo. Ma insomma, perché alle stampelle Giorgia Meloni, a proposito, che non sapevo? Perché si è stirata, si è strappata un muscolo correndo, un polpaccio, mi dicono. Almeno ho scritto in chat che era un polpaccio, quindi non lo so. Piccolo dato.
niente di colore da di aggiungere grave. al dibattito. No, ma il problema adesso diventa verissimo, torna Conte in campo. Il tema della Casellati è vero, quindi, che il centrodestra preferirebbe un mandato esplorativo a Casellati, e soprattutto dobbiamo capire cosa fa il capo dello Stato, perché allo stato attuale mi pare che ancora non stia parlando e forse non parlerà stasera, anche se la diretta resta aperta dal Quirinale, vedo. Allora sì, preferiamo sicuramente con un eventuale mandato esplorativo la Presidente Casellati. B, il Capo dello Stato, penso che storicamente i Presidenti della Repubblica si prendano sempre le 24 ore o le 12 ore di riflessione dopo aver terminato i colloqui. Penso che nella sua saggezza anche Mattarella se le prenderà. Secondo me non si prenderà un giorno. Io ritengo che se il Capo dello Stato non parlerà questa sera, al massimo domani, nella tarda mattinata di domani, piuttosto che entro domani sera, darà un esito a questa crisi. Oggi, lo ripeto, e purtroppo, secondo me sussistono le condizioni minime di poter riaffidare un mandato a Giuseppe Conte. L'ha svoltata il Movimento 5 Stelle. Quindi ritornando ad aprire, lo rinnovo, una settimana fa, voi tutti lo ricorderete, ma io questo voglio dire non è politica, ci metto una critica, ma è una critica politica la mia, ci mancherebbe altro. Una settimana fa il Movimento 5 Stelle aveva giurato di non sedersi mai più al tavolo con Matteo Renzi. Dovrà farlo già da questa sera, se non da domani. Ci sono dei rischi scissione? Lo ripeto, forse non li vedo così ampi, nel senso che l'unica che si è espressa in questo senso è stata poche ore fa, pochi minuti fa, scusate, la senatrice Barbara Lezzi su Facebook chiedendo mi viene da ridere un po', scusate, chiediamolo agli iscritti. No ragazzi, dovevate chiederlo il voto, prima, diciamo, sulla piattaforma. Sì, però mi sembra completamente fuori dai tempi regolamentari questo tipo di intervento. Pur io rispettando, ci mancherebbe tutto quello che in termini di feedback nei confronti del loro elettorato il Movimento 5 Stelle fa e facciamo anche noi. Esatto. Ecco, c'è una riunione in corso. Attorno alle 7 ci saranno delle comunicazioni. Attorno alle 19 ci saranno delle comunicazioni, quindi del Presidente della Repubblica. Ecco, vedi, allora ho sbagliato e quindi va a recuperare tutto. Ma io penso che, guarda, ripensandoci adesso, ritengo che sia una mossa altrettanto saggia quella del Presidente della Repubblica, perché il vero problema, vi dico una cosa, il vero problema di questo momento è che io sono tornato da qualche ora da Roma e negli ultimi 2 giorni a Roma io ho trovato all'interno della Camera dei Deputati contatti 8-9 deputati. Cioè il voto assoluto. È il voto assoluto perché è tutto fermo. Cioè, allora, fossimo in una situazione normale, ci sta, voglio dire, che con una crisi il Parlamento non lavori. In una situazione tragica, abbiamo di nuovo purtroppo in qualche regione un aumento dei contagi, vedremo questa sera cosa succederà del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, anche se mi pare che, voglio dire, i colori siano già abbastanza Giallo dovrebbe scritti. essere Veneto, arancione Friuli Giulia per questioni tecniche, non burocratiche. Infatti, però abbiamo un paese che evidentemente sta tramontando sotto molti punti di vista, la scuola, purtroppo la sanità, il lavoro, fra qualche mese, fra un mese e mezzo, 2, ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e quindi penso che il Presidente della Repubblica in modo saggio vada a recuperare anche quelle 12 ore che prima avevo ipotizzato. Allora, nessuno rosso, 4 regioni e una provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano, tutte le altre gialle. Questo in teoria è la decisione. Secondo me serve in ogni caso, se anche, voglio dire, queste dirette, ti ringrazio, possono servire alle persone che ci ascoltano, serve in ogni caso una grande attenzione a quello che faremo da lunedì, perché da lunedì riprenderanno le scuole dappertutto, anche, voglio dire, qui in Friuli Venezia Giulia, Federica le aveva, secondo me, giustamente stoppate per qualche giorno, riprenderanno ad esempio gli allenamenti dei ragazzi per quanto riguarda le società sportive. Serve una grande attenzione e quindi sempre mascherine, distanziamento, insomma è tutto quello che si può fare. Adesso sto chiedendo infatti ai ragazzi di verificare, perché noi dobbiamo titolarlo, e quindi di verificare se davvero passa in giallo, perché in teoria non doveva essere così per il Friuli Venezia Giulia. Infatti, senti Walter, vediamo
Infatti vediamo. Addir- Che è una- no, addirittura sembrava che ci fossero colori tipo rosso scuro, Vabbè, ma quella è l'Europa, quella è l'Europa. Sì, sì, appunto. Che ha confuso ovviamente le idee. Walter, grazie per l'esperimento. Ho fatto un macello come immaginavo, cioè ho ripostato la diretta, per quello poi non si vedevano neanche i Grandissimo. messaggi e tutto il resto. Ma grazie per la tempestività e buon Perfetto. lavoro ovviamente per queste ore in cui dobbiamo capire che sarà. Grazie. Grazie onorevole Walter Grazie Rizzetto, a te. coordinatore Grazie a te. regionale Influenza Giulia di Fratelli d'Italia.